Vogliamo capire insomma qualcosa in più dell'argomento attraverso le parole dell'assessore al ramo Mattia Giorno. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno Marina, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, questa mattina abbiamo parlato di diversi palazzi di Cittavecchia, Palazzo Carducci, Palazzo De Bellis, Palazzo Troilo, tutta una serie insomma di palazzi purtroppo occupati, insieme anche a dei palazzi privati, però questi ovviamente hanno una valenza anche storica e su alcuni, come ad esempio Palazzo Carducci, ci sono già dei fondi che prevedono la riqualificazione. Come mai non si riesce a risolvere questa questione, a sgombrare il campo da persone che vivono abusivamente lì dentro? Guarda, ti dico di più, su Palazzo Carducci non c'è solamente finanziamento, c'è un contratto di lavori già firmato con la ditta, quindi di fatto noi siamo pronti come direzione tecnica ad avviare il cantiere. Il problema è che la giurisprudenza continua a dare in buona sostanza ragione alla famiglia che occupa il palazzo, in quanto siamo in presenza di minori. Ok, quindi insomma non può intervenire direttamente il prefetto con il sindaco, per intenderci. Diverse volte abbiamo fatto diversi passaggi, siamo addirittura intervenuti di recente perché avevano segnalato la presenza di persone che stavano rompendo la pavimentazione storica. Siamo intervenuti ancora, abbiamo scritto al prefetto, abbiamo attivato tutti i canali possibili, siamo andati proponendo delle soluzioni alternative al nucleo familiare, perché c'è il padre che poi era il maggiordomo della famiglia Carducci e la figlia con la famiglia, quindi il marito e gli altri figli. Le pretese sono alte e quindi non si riesce a trovare un accordo e abbiamo difficoltà. Ora l'inchiesta del quotidiano io spero possa aiutarci a trovare una soluzione al problema e spingere ulteriormente l'attenzione su questo tema, perché io che sono l'assessore che deve fare i lavori sono pronto a partire, aspetto che le altre direzioni, che la prefettura, che tutti ovviamente nel pieno rispetto delle norme della legge siano in grado di consentirci di avviare il cantiere. Spero non si estenda troppo perché sono finanziamenti del contratto istituzionale di sviluppo, certo, del CIS, c'è il rischio che i finanziamenti possano essere revocati, quindi non è una cosa che avviene subito e quindi siamo tranquilli perché in questa fase non è proprio sul tavolo, però io vorrei partire col cantiere perché Palazzo Troilo è partito e addirittura tra 8-9 mesi i lavori sono ultimati. Palazzo Novelune è partito e i lavori sono anche lì in corso, ci vorrà un po' di più perché è stato demolito, va ricostruito. Resta Palazzo Carducci nel gruppo dei palazzi storici da avviare riqualificazione, considerato che Palazzo Amati è in corso e che Palazzo D'Aiala invece stiamo avviando la progettazione. Però Carducci, che tra l'altro è un palazzo che rappresenta un bel pezzo di storia, ha bisogno di avviare i cantieri. E c'è poi il caso di Palazzo De Bellis che sappiamo essere stato utilizzato negli scorsi mesi anche da troupe cinematografiche come quella del commissario Ricciardi. Anche lì un palazzo storico importante della città e fa anche strano pensare che chi arriva da fuori debba poi contrattare con chi si trova in una situazione di illegalità per poter restare. È assolutamente sbagliato, infatti Palazzo De Bellis è un altro degli immobili occupati. Io so che qualche anno fa fu fatto un tentativo da parte della polizia locale e della direzione patrimonio di procedere allo sgombero dell'immobile, purtroppo anche lì tra normative e condizioni sociali e anche alcuni livelli di aggressione non si è riuscito a sgomberare il palazzo. Poi successe che Palazzo De Bellis subì un definanziamento in quanto il finanziamento previsto copriva un quarto degli interventi e furono utilizzati quei soldi per sistemare la ex Banca d'Italia spostandoli all'interno del contratto istituzionale di sviluppo nel tempo in cui era sottosegretario Mario Turco e allora poi il palazzo definanziato non ha ricevuto più attenzioni. Di fatto ci vorrebbe poco a sistemare un immobile del quale però non conosciamo la condizione, lo stato dell'arte, delle murature, di tutto quello che in realtà è all'interno. È un palazzo che affaccia però su Palazzo Troilo, soprattutto sulla parte del tetto dove noi realizzeremo il rooftop di Palazzo Troilo, quindi in realtà inizierà ad essere visibile e toccabile con mano e quindi ci promettiamo che non appena possibile terremo d'occhio anche quello. Attenzione però Marina a commettere un errore, che è l'errore che alcune associazioni della città vecchia un po' in generale fanno. Noi non abbiamo personale illimitato e finanziamenti illimitati per riqualificare il 100% della città vecchia. La città vecchia non è il centro storico di Locorotondo, di Albertobello, di altri paesi
dove dentro ci vivono 1000 persone, 2000 persone, il perimetro è molto ristretto. La città vecchia è una città che accoglieva più di 30.000 residenti, quindi gli spazi sono enormi, gli immobili sono tantissimi, il pubblico non può per capacità assente intervenire su tutta quell'area. Il pubblico non è quello strumento che deve sempre assistere, dare soldi, perché non ce li